l'IVA chi è che la paga? Allora, ritorniamo qua insieme. Riprendiamo in mano la questione anziani con le nostre slide, poi ritorniamo sulle questioni, dobbiamo parlare, il tempo vola, anche della legalità. Sì. Velocemente, velocissimi, slide. Sì, magari... diciamo che allora abbiamo detto le proposte sono adeguamento delle abitazioni, no? Però è anche vero che bisogna come dire, dare anche delle altre risposte anche su altri piani, no? Agli anziani. Non solo in termini, va benissimo in termini abitativi, che abbiano la possibilità di muoversi, la mobilità. Quindi queste sono le proposte che voi fate anche alla regione sostanzialmente. Certo. E queste sono soprattutto proprio come adeguare le città e farle a misura degli anziani. Poi c'è tutto il tema dei trasporti. Quindi no? vediamo anche la slide successiva che magari ci supporta nell'introdurre l'altro tema. C'è tutto il tema dei trasporti, ma forse nelle slide non c'è tutto, ma insomma il co-housing, trovare appunto abitazioni alternative ma che non abbiano la caratteristica della casa di riposo classica come la intendiamo, ma siano piccolissime piccole abitazioni con tutta una serie di servizi a disposizione, in modo che è come abitare per conto proprio, ma per qualsiasi bisogno, per qualsiasi cosa hai o l'infermiera che ti fa le iniezioni, non so, la possibilità di avere un medico disponibile immediatamente a domicilio, il medico che passa e vede un po' come va, o altri aiuti, insomma, ecco, questo è co-housing che stenta un po', no? a prendere piede, perché comunque gli anziani sono anche molto legati, ma qua anche giustamente alla propria abitazione, alla propria storia, no? Per star meglio bisogna vedere dove sono vissuti, qual è la situazione. E quindi forse ci vuole proprio una mentalità nuova, no? Un modo di vedere le cose nuovo per progettare come dire, di passare la propria vecchiaia da un'altra parte. Cioè il discorso, per spiegare il co-housing, sarebbe anche più persone che condividono una stessa casa grande e che si possono permettere magari la famosa badante che altrimenti forma, uno non anche può. se già questa è già più complicata, è già più complicata, perché quando le abitudini noi ce le formiamo nel corso di una vita intera, sì, no? quindi abituarsi anche a spazi condivisi. Sì, non è semplice. Un conto invece, ognuno ha il suo spazio e poi però ci sono delle cose in comune, tipo magari mangiare insieme certo. E altra cosa è proprio coabitare. Certo. Ci sono stati esperimenti anche, per esempio, abitare insieme giovani e anziani, studenti e anziani, però ripeto, anche qua ci vuole una supervisione rispetto a queste situazioni particolari. Ecco, leggiamo il messaggio di un'idea di un telespettatore o telespettatrice: agli anziani soli bisogna dare delle occupazioni, degli interessi. Nelle città di arte potrebbero fare gli accompagnatori, assistere i turisti, solo che in Italia tutto è difficile. E questo che sia tutto difficile è vero, perché dovrebbero avere una copertura assicurativa, però effettivamente se la persona anziana ha degli interessi, gli si creano delle opportunità, certo. Si sente più attiva e coinvolta. Ci sono queste cose, questa legge dell'invecchiamento attivo regionale che è stata approvata l'anno scorso e di cui adesso si sta costruendo il piano triennale di interventi, serve proprio a questo, a mettere a sistema tutta una serie di iniziative a favore degli anziani soli, perché possano essere coinvolti attivamente nella vita della comunità, quindi anche facendo, non so, dei classici nonni vigili, che quella ormai ce l'abbiamo da tanti anni, ma tutta un'altra serie di attività che non devono essere naturalmente sostitutive di lavori, no, perché sennò si toglie il lavoro ai giovani soprattutto e agli adulti, ma in affiancamento, in sostegno, in aiuto. Perfetto. Abbiamo altre slide da commentare insieme? Sì, no, beh, sono un po'... Queste qua, ecco, entriamo subito nei campi antimafia. Ecco. Prima di questa dei campi antimafia, chiudiamo il discorso anziani. Sì, ecco, che quello che noi chiediamo comunque è che sia istituito un registro degli anziani soli,
per avere veramente un quadro preciso di qual è la situazione e per poter pianificare gli interventi e quindi progettare e programmare interventi. Quindi questa è un'attività successiva, perché deve essere anche... Sì, nel senso che se io sono un amministratore locale e so che nel mio comune ci sono un certo numero di anziani soli, dovrei riuscire a conoscerli, no? A capire quali sono i loro bisogni e a progettare e programmare quali sono i servizi più importanti. Bisogna anche comunque promuovere, come dicevamo, il loro coinvolgimento nella vita della comunità, anche attraverso il volontariato. E questa è un'altra forma molto importante anche che dà vita, no? che costruisce entusiasmo, che permette, le allunga la vita, secondo me. Ti fa sentire utile o anche... Certo, l'Auser è l'associazione a noi più vicina e a cui veramente pensiamo che dare una parte del proprio tempo per aiutare altri anziani, se sono ancora in grado di farlo, no? e sono da sola, veramente posso trovare una realizzazione nuova, insomma. Questo è importante. Allora, il tempo vola, andiamo subito in pubblicità, così dopo attacchiamo con l'altro capitolo di cui abbiamo visto già in anticipazione una slide, e poi naturalmente rispondiamo anche ai vostri messaggi. Tra poco. Tu ce l'hai?